Bella raga, c'è tutto il comandone veneziano, siamo ad Hockenheim e Hakkinen si prende la pole secondo Mika Salo, Frentzen Hill, terzi e quarti, grande qualifica We've e... dropped down. Push for a higher place. perfetto. Quindi le Jordan sono in risalita, bene anche con Devon Hill, però ragazzi qua Hakkinen si sta candidando a vincere il mondiale. Tensione altissima. Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck, and more importantly, have fun out Go, there. go, che partenza! Che partenza furiosa! No ragazzi, partenza biblica, partenza biblica. Mi sono fatto... Oh, finalmente una partenza degna di nota. Mamma mia che roba è, sarebbe chiaramente dire... cioè è chiaro che nel dritto le McLaren sono più veloci. Io ci provo, raga, io ci provo. Fantastic, perfect start to the year, well done. Che staccatura! Come siamo partiti bene, raga, come siamo partiti bene, adesso a vincere, sarebbe veramente un 10 punti fondamentali per il terzo posto. Non ci credo molto, vediamo. Anche perché abbiamo visto, basta sempre un minimo errore e finisce tutto. Vediamo, però la macchina c'è oggi, la macchina c'è, la Jordan c'è, che guardate quanto è migliorato che Demon Hill, qua ogni gara sono i veri sviluppi delle... sono mod queste da urlo. Abbiamo un alleato con Mika Salo secondo, godo. Che sono 7 giri lunghi, eterni, nella foresta di Hockenheim. Attenzione, yellow flag, yellow flag. Una delle più classiche yellow flag. Abbiamo un buon vantaggio su Salo, Ok. Salo, Irvine, Hakkinen, Wurzkutad, Schumacher ed Damon Hill che è ottavo. Sono le pronunce comandiane della PlayStation 1 queste. And you're the quickest car on the circuit. You'll be racing cars out of pit exit as they spit. You are the quickest. Meno di un secondo. Salo vuole vincere almeno una gara, vuole entrare nell'albo d'oro comandiano. Keep pushing. Keep pushing. Comunque gira voce che la Ferrari voglia pigliare Rubens Barrichello per la prossima stagione e lasciare Eddie Irvine a piedi anche se c'è l'interessamento di una nuova scuderia, la Jaguar. E oggi siamo in forma oggi, Non chiamiamoci la sfiga, però veramente un Frentzen perfetto, un Kume perfetto, Heinz Harald Kume. Entriamo nello, diciamo nella parte stadio del circuito. Molto bene. Altro giro completato. E fastest di Frentzen. Fastest, attenzione, non è nostro il fastest però, Voglio dire che... The better it is. The pace is excellent. The pace is good. Let's keep doing this. Jean-Carl Fisichella. Attenzione che vedo Salo che sta avvicinando, lo sento a 4 decimi. Sta tirando il finlandese. Concentrazione massimale per il talentissimo. Il Kume vuole la vittoria, la pretende.
Il Kuma vuole guadagnarsi un sedile importante per la next season. Vediamo se sarà possibile. No, lunga lunga. Salvato per miracolo. Raga, basta niente per buttare via una gara, qua lo sapete. GP4 è così. Mamma mia, sta avvicinando tantissimo Salo. Salo è qua purtroppo. Maika Salo. Sono più veloci Ferrari e McLaren, c'è poco da fare, è normale. Attenzione, staccatona della vita e ci riprendiamo la posizione. Mamma mia che staccatona, signori. Bruciato Mika Salo. Mancano ancora tantissimi laps. Attenzione, tanto Salo si fa superare anche da Eddie Irvine. Questa non è una bella notizia perché meno punti prende Irvine meglio è per noi. Mamma mia, qua ho rischiato il testa a coda, ragazzi. Me la sono sentita veramente brutta. E a 1,8 Eddie. Questo è un punto sempre delicato. Mamma mia. È il punto dove perdo di più l'ultimo settore. Infatti Irvine è qua. Eddie è vicinissimo. Giro record di Eddie. Giro record di Eddie. Vuole vincere. Vuole il mondiale Eddie, ufficiale. Eddie vuole il mondiale. Eddie ci supera. Mamma mia che Eddie Irvine, signori. Però attenzione che esistiamo anche noi. Mamma mia che sorpasso. Che lotta, che lotta, che lotta. E ci riprendiamo la position. Bellissima gara fino a questo momento tra la Jordan di Eddie, sì, diciamo di Frentzen, Kume e la Ferrari di Irvine barra Salo. Anche con Hakkinen all'inizio, però bel duello. Ma le McLaren sembrano un po' in difficoltà qua. E il campione del mondo David Coulthard è fuori dai radar. Purtroppo noi facciamo fatica nel final sector. Nell'ultimo settore. Attenzione, yellow flag, yellow flag, yellow flag. Fuori Badoer. Problemi allo sterzo. Qua perdiamo tanto, perdiamo tanto. Un decimo, signori. Un decimo. Ai ai ai. Laps remaining in un inglese perfetto. Attenzione, Eddie qua non ha lo spazio. E qua l'allungo un po', ma va bene lo stesso. Le Ferrari spingono tanto, sanno che è fondamentale per vincere il mondiale vincere questa gara, visto che Hakkinen è un po' in difficoltà. Ma Frentzen non molla, perché lui è Heinz, ara il cubo Frentzen. Sta pitturando adesso Veneziano, sta pitturando.
Tanto Salo supera Irvine, sarebbe importante una lotta tra loro due. Bel giro qua di Frenzen comunque. Vediamo l'ultimo settore. La nostra bestia nera. Aia. Qua veramente l'ho spinta al massimo per non perdere la posizione. Perché prepariamoci all'ultimo giro devastante di Salo Irvine, Sarebbe un peccato sempre prima di perdere la prima posizione all'ultimo giro. Vediamo. Final lap. 4 decimi, un vantaggio leggermente superiore. Aia. Eccolo qua, ragazzi. Eccolo qua, Mikasa non può vincere Mikasa, vi prego. Mamma mia, qua ho rischiato tutto, ragazzi. Qua ho rischiato veramente tutto di colpire Salo. Di andare per campi, tutto ho rischiato. Ancora Salo, però ancora Salo. Ultimo giro devastante delle Ferrari. Mamma mia, che sofferenza, raga. Mamma mia, ragazzi, ma Salo è veramente scatenato. Prego, ragazzi, vi prego, è quasi finita. Ferrari a un passo, Ferrari vicinissime. Cosa cazzo fa? Un attimo. Mamma mia, vittoria strepitosa con Irvine secondo, ma vittoria di Frenzen, godo, 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 yes, super vittoria fondamentale, fondamentale. Oh yes, baby, oh yes. Grande vittoria. Anche per gli screenshot. Eccoci qua, perfetto. Ragazzi, Paul per Ed Irvine il secondo, bravo noi purtroppo solo 13esimi, dopo non c'è passo, Hungaroring, così, quindi qua rischiamo di perdere punti importanti, ho paura. Ci vediamo in gara, peccato perché i primi due settori bene, terzo, cannato, come sempre. Vai raga, proviamoci. Okay, you're doing really well so far. Try to keep up this level of performance for the rest of the season. Good luck, and more importantly, have fun out there. Go, go, go. Buttiamoci subito all'interno e speriamo. Grande Kume, the best. No, no. Demonio. Che sternazzo. Esternazzo di una purezza disarmante. Fantastic, perfect start to the year, well done. Però abbiamo macchine e Irvine che sono già in fuga. Purtroppo. Gran sorpasso anche questo. Adesso vediamo se riusciamo a recuperare da Irvine Hakkinen, ma la vedo duretta. Mamma mia, però che partenza, ragazzi. Aggressiva, perfetta, autoritaria, beffarda, vendicativa, accettabile. Proviamo a spingere. Che spingere troppo vuol dire sbagliare a Hakkinen, perché non è una gara dove ho un feeling meraviglioso, purtroppo. Io sono famoso per sbagliare anche in posizioni importanti. Fastest di Hakkinen. Fastest di Heinz Harald Frenzen.
Prego, non perdiamo subito contatto, giochiamocela qualche giro. And you are the quickest car on the circuit. You'll be racing cars out the pit exit as they spit. You are the quickest. Ne hanno di più loro, si vede. Ne hanno di più loro, si vede. Ma io ci sono. Joe, we need to pick up the pace a bit. Keep pushing. Scusate se parlo poco, ma la concentrazione è veramente massimale. 49 Hakkinen, 49 Irvine, 43 Frentzen. Questa è la classifica. Teoricamente, se forse non mi ricordo male. Se ho fatto male i conti. Anche i primi tre del mondiale in primo, secondo e terzo, cioè. Con Schumacher purtroppo ai box a vedere la gara dopo l'infortunio a Silverstone. Ok. Però purtroppo sembrano avere un passo superiore. Già 2-3. The better it is. The pace is excellent. The pace is good. The pace is good. The pace is good. No. Ho dei punti dove guadagno e punti dove perdo, purtroppo. Loro hanno quel qualcosa in più, come è giusto che sia. Questa gara devo stare molto attento ai cordoli, che sono bastardi. Tipo questo, mamma mia. Qua ho perso. Yellow flag, yellow flag. E 4 secondi, ho perso 2 secondi in sto giro. Per mezzo errore. Stanno pompando loro adesso. Anche Wurz sta arrivando. Chiaro che sarebbe fondamentale il terzo posto. Che dura, raga. Poi con la tastiera è veramente un'impresa. Che stiamo rosicchiando. Ho frenato un po' troppo. Mamma mia, qua ho sentito la macchina partire. Torniamo a 4 secondi, incredibile. Nell'ultimo settore perdo una vagonata. Girano più veloci, c'è poco da fare. Stiamo umiliando Wurz adesso. Pensiamo anche con la testa. Il terzo posto comunque va benissimo. Campione del mondo Coulthard comunque in grossissima difficoltà. Spingi, come spingi verso l'Eternity Glory. Purtroppo è questo settore che faccio cagare. Mamma mia, cosa ho rischiato. Perdo un secondo qua.
Ok. Comunque il passo gara è eccellente. Devono combattere Irvine e Hakkinen. Dai, Hakkinen. Avvicinati all'irlandese. Certo che veramente non hanno qualcosa in... Mamma mia. Ma mi siamo a metà gara e sono già distrutto. Ok. Qua non ho perso tantissimo. Ok. Ah. 6 secondi da Wurst, questa è la cosa più bella, la lieta novella. Solo che Hakkinen e Irvine hanno un passo indemoniato. Però sono anche molto vicini adesso. Dai, una bella lotta tra loro due, rientro anch'io. Come sta spingendo il Kume Frenzen. Mamma mia, sono vicinissimi loro, eh. Ancora Yellow Flag veloce. Ancora Yellow Flag. 2-8, 2-8. Perché forse sono in battaglia loro. Sta arrivando come un pazzo scatenato veneziano. Devo stare detto perché il terzo posto va benissimo. Non ho ancora una macchina da mondiale, lo so. Anche se il sogno è ovvio che c'è. Quanto ho guadagnato? Si vede che sono in lotta. Prego, non cappellare come. Wurz bruciato comunque, eh. Sta dando tutto il Kume Frenzen. 1-9, siamo sotto i 2 secondi. E anche loro hanno perso un po' ritmo. Non potevano mantenere quel ritmo indiavolato. Mamma mia, ci siamo vicini. Dai ragazzi, dai.
Ok. Siamo là, siamo là. 1 e 3, cazzo. Almeno secondo, almeno per non perdere punti da uno dei primi due, dai. Mamma mia, come è arrivato Frenzen, signori. Passo mostruoso di veneziano oggi, eh. Solo io posso mangiarmela. Siamo arrivati, raga. 4 secondi avevamo di ritardo. E vogliamo la rottura del motore di Irvine, per piacere. Mamma mia, Chulaps, Remanang. Attenzione, superiamo Hakkinen, incredibile. Stai calmo, Kuma. C'è solo Eddie, c'è solo Eddie. No, no, adesso l'errore. No, adesso. Basta. Tensione altissima, Irvine se ne va. Ho dato veramente tutto. Ma Irvine ne ha di più. Final lap, final lap. Okay, last lap. You're starting your last lap. Last lap. Using RFA. Non vado neanche a rischiare, sinceramente. Now we've got a shot at some point. Hakkinen vicinissimo. Dai, come tieni duro e portala a casa. Va per Irvine, vittoria pesantissima per il mondiale. Ultima curva. Vince Eddie. Ma secondo è il come Frenzel. Yes! Mamma mia, che impresa, fioi. Che impresa. Raga, andiamo alla classifica mostruosa. Irvine 59, Hakkinen 54, Frenzen 47. La lotta per il mondiale sembra a 3, ma bellissima. Con Coulthard molto dietro e poi via tutti gli altri. Bene, un po' insomma Fisichella 14, Barrichello 9, dai. Zanardi 8, un po' di punticine che Damon Hill che ha 7. Nella costruttori dominio Ferrari McLaren 90-82, con comunque la Jordan saldamente terza. Vittoria totale, ragazzi, l'uomo che ha più vittorie è Irvine con 4, Frenzen 3, Hakkinen 2, Schubi 1, Coulthard 1, 5-3-3, Ferrari 5, McLaren 3, Jordan 3. Pole totali, Schumi ancora domina, Hakkinen 2, Irvine 1, 1 a Salo, purtroppo non ci siamo noi. Noi abbiamo in 11 gare 3 vittorie, 5 podi e 3 ritiri. La storia la vediamo a fine mondiale. Ciao!